Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano. Oggi vediamo la collezione di pop del Cume, la vediamo in ordine di valore dal più basso al più alto. Allora, cominciamo subito. Ho il mio l'app di Funko Pop che così posso vedere il tutto. E chiaramente non ci sarà, cioè il video della stanza aggiornato ci sarà, ma adesso dedichiamoci ai pop, comunque ci saranno un po' di spoiler, ma vabbè, chi se ne frega. Allora, non li posso togliere tutti, se no ci metto 30 anni. Il primo a 6 euro, Alan Parrish, eccolo qua. Questo è il Funko Pop meno costoso del Cume. Ciao piccolo Alan, però è bellissimo e me ne frega un cazzo a me dei soldi, eh. Poi abbiamo a 7 euro Roger Moore, James Bond. Eccolo qua. Perfetto. Ok. Poi abbiamo 8 euro Jason. Eccolo qua, il mio Power Ranger preferito, io sei Power Ranger, ho tutti i giocattoli, purtroppo certe roba vale anche, ma l'ho buttata anche via, vabbè, siamo perde. Poi abbiamo 8 euro Mary Jane Watson, la gnoccolona Mary Jane, in tutto il suo splendore. Eccolo qua. Boh. Poi abbiamo 8 euro Harley Quinn, qua vabbè non posso togliere tutte le action. Ottimo. 9 euro le cifre di Casino Royale. Eccoci qua. Io ripeto, non li tolgo tutti perché mi metto una vita. Eccoci qua. Poi 9 euro Brotor, è sceso Brotor. Che pacco. Cioè non mi puoi far scendere Brotor. Guardatelo, uno dei miei preferiti. Brotor con la panza di Endgame. Ciao. Poi 9 euro The Joker. Qua lo vediamo un po' così, ma ripeto, non posso toglierli tutti perché sennò ci metto una vita. Comunque quello il primo film con Jack Nicholson. Ok, 10 euro Jace. E andiamo qua. Solo io posso fare della collezione dei Funko Pop così, ma va bene. Scusate. Poi abbiamo... Aspetta un attimo, devo fare la cagata. Non ho aperto qua. Allora. Eccoci. Severus Snape. Eccolo qua. Il buon Piton, il nostro Renatone Zero. Pace l'anima sua. Rick Maporeto era veramente, sono rimasto scioccato quando insomma è uscita la notizia della sua morte. Poi io odio Fortnite, però l'8 per me, mia amorosa, è un numero importante o comunque ha un significato, quindi l'8 volt, poi vabbè, io amo biliardo, ho fatto che tornei di biliardo, eccolo qua. E qua siamo sui 10 euro. Poi 10 euro anche per l'enigmista. Eccoci qua. L'enigmista, 10 fottutissimi euro. Boh. Poi Freddie Mercury, Wembley 86, qua mi scuso ma sto sistemando il reparto CD. Ecco qua. Quindi un po' in disordine, non deve essere così la bacheca finale. Eccolo qua, 10 euro per il Freddy di Wimbledon. Di Wembley, sì, ciao. Anakin Skywalker Young. 11 euro. Eccoci. Bellissimo. Sono molto affezionato a questo. Poi Maximus, questo è un regalo. Il gladiatore, qua siamo sempre sugli 11 euro. Perfetto. Poi abbiamo Freddy, il primo Freddy diciamo, quello degli anni 70. Eccolo qua. Ciao Freddy. Poi sempre 11 euro, Squalo di James Bond. Eccoci qua. Ottimo. Poi abbiamo Patrick Batman di American Psycho. Il grande Bale, film che adoro. Eccoci. Col sangue davanti alla scatola, è veramente fatto bene.
però volessi qualcosa di più. Strano. Batman edizione pink. Ecco, cioè, mi scuso per questi di Batman, sono un po' coperti, ma ripeto, togliere tutto, voler metterci 10 ore, non ho palle. Eccolo qua, siamo sempre 11 euro. Ok. Poi un nuovo arrivato. Apollo Creed, anche lui su 11 euro. Rocky Balboa, 11 euro anche lui. Ok, qua abbiamo il guanto, ma un'altra storia. Darth Vader edizione San Valentine. Quando farò vedere la collezione più nel dettaglio di Star Wars, spiegherò un po' anche le action figure. Ok, Vader. Che è l'edizione della Black Series di Hasbro Vintage, quella normale. Poi abbiamo il Joker cromato arancione, sempre 11 bombe. Una special edition anche questa. Poi io l'arancione è il mio colore preferito, il Joker, vabbè. Non ha bisogno di presentazioni, ciao. Poi abbiamo il Palpa, anche lui 11. Abbiamo tantissimi 11 euro, che bello. Bravo Palpa. Ok. Marty McFly, Ritorno al futuro, anche lui 11. Ok. Poi abbiamo Batman dell'89, anche lui 11 euro. Eccolo. Perfetto. Il pinguino 12. Oh, siamo ai 12. Pinguino 12. Eccolo qua. Pinguino sempre di Batman Returns. Grogu. 12 anche lui. Eccoci. Bene. Poi ci sono io, il Baby Boss. Eccolo qua. Boss Baby, me lo godo. Eccoci. Poi 12 euro anche lo Spider-Man tipo Gingerbread. Mamma mia. Eccoci qua. Aspetta che... Boh. Poi Lord Voldemort. Sempre 12 euro. Harry Potter 13 euro, siamo ai 13. Vestito da Quidditch col boccino. Poi abbiamo Thanos, anche lui 13. Bello come il sole di notte. Perfetto. Luke Skywalker con Yoda in braccio a 15. Grande Luke. Dottor Octopus. Doc Ock, questo è quello dei fumetti. Anche se spero che ci sia quello di Molina, lo vorrei riprendere, ovviamente Molina è un idolo indiscusso. Wanda 16 euro, quella di WandaVision in bianco e nero anni 50, che mi fa un sesso atroce. Gamora 16, Gamorina di What If. Ecco Gamora. So che sarei meglio farli vedere dal vicino tutti così in mano, però sono comunque tanti e togliere tutto le è un po' dura. Poi abbiamo Dottor Emmett Brown. (16). Adesso cominciamo a salire un pochino. Abbiamo un attimo solo, eccolo là. Abbiamo Groot quando dà l'arma a Thor su Infinity. Ok. Poi abbiamo il Doctor Strange a 17. Il Super, anzi la versione Supreme. Sempre da What If.
Ok. Qua abbiamo il cittadino Darth Vader senza maschera, però questo è il primo che ho preso e ce l'ho così, senza scatola. Ok. Ahsoka 17, anche il reparto Star Wars lo devo sistemare, ma quello lo faccio quando poi facciamo il video apposito. Ok, Ahsoka, la Padawan del buon Anakin. Ok, Dennis Nedry, Jurassic Park, Wane. Devo dare anche una bella spolverata, la do almeno 2-3 settimane, ma non basta mai. Poi qua abbiamo l'omino biscottino di Fortnite, l'ho preso perché anche questo per me ha un significato importante, perché Fortnite sapete è un gioco che proprio non sopporto. Ok. Poi abbiamo Mrs. Nesbit 19, Toy Story, uno dei miei cartoni preferiti, non me ne sono attaccati, grazie. Grande Nesbit, me la godo, la piccola Nesbit. Poi abbiamo 19 euro Catwoman. Eccola qua. Grande Catwoman. Oh, tocchiamo i 22. Wolverine. Aspetta un attimo. Togliamo il guanto, grazie. Perfetto. Stupendo. Degli 80 anni. Molto bene, me la godo. Perfetto. Poi Bruce Lee Gold 23. Ok, perfetto. Superman degli 80 anni a 24. Eccoci. Baby Groot 24, quando innesca la bomba per distruggere il papino del buon Star-Lord. Questo è bellissimo, mi piace troppo. Kid Loki 25. La serie Loki. Rocky Balboa con gallina, uno dei miei preferiti in assoluto, 25. Questi abbiamo visti anche nei video degli acquisti. Eccolo qua. Cedric Diggory con l'outfit del torneo Tre Maghi, questo lo cercavo, siamo sui 25, l'ho pagato di più, ma vabbè, è trovabile purtroppo. Ripeto, a me non ne frega niente di soldi, quello che mi piace, prendo quello che mi piace. Oh, qua l'altra versione del Kume. Il mini puff, non so. Guardatelo, quella pizza. Sono io, signori. Questo sono io. Ok. 30 euro, entriamo nell'ordine della trentina, Thor. Bellissimo, questa edizione particolare, veramente stupenda. Poi dove c'è l'arancione c'è il Kume. A 30 euro il buon Vader. Questa è l'edizione grande, sono quelli più grandi questi. Eccolo qua. Qui i due grandi li metterò nella foto anteprima. Poi 32 io sono Iron Man. Eccoci qua. In ginocchio, bellissimo. Molto bene. Adesso saliamo vertiginosamente 43. Il duello tra Vader e Obi in Una Nuova Speranza. Ok, quelli grossi li metto nella foto anteprima comunque. Poi abbiamo Michele Jordan. Questa edizione obesa, l'obesotto, il più grande che ho. Stellare. E poi gli ultimi due, finalmente perché non se la faccio più, abbiamo i più costosi, Boba Fett a 79, edizione cromata particolare,
si vede maledetto, però se volete vedere qualcosa, di vedere qualcosa più nel dettaglio, posso tirarne fuori qualcuno, non tutti però. Eccoci qua. Vediamo questo Boba. E Ivan Drago, 79 euro. Il mio personaggio preferito di Rocky, togliendo appunto Rocky ovviamente. Eccoci qua. Ivan Drago. Boh. Perfetto raga. Ha un totale in primo momento di 61 pop e siamo sopra i 1000 euro di valore totale. Buon raga, un saluto dal commendone veneziano. Viva i pop, viva le collezioni, viva tutto. Ciao! Raga, vi volevo aggiornare che è arrivata anche Leia. Quindi sono 62 i pop e quindi insomma volevo mettere anche questo, quindi la collezione comprende 62 pop con l'ultimo arrivo Leia e godo.